Comunico che AstraZeneca è in arrivo oggi, 20.400 dosi, e ieri sera, e quindi oggi verrà ribadito credo anche in conferenza delle regioni, si è deciso in Commissione Salute che la prima categoria che sarà vaccinata con AstraZeneca, quindi che potrà già essere iniziata dalla settimana prossima, noi stiamo organizzando adesso per l'inizio della settimana prossima, è quella degli insegnanti e degli operatori del mondo scolastico. Il personale scolastico e universitario, docente e non docente, fa parte assieme alle forze dell'ordine, ad altri soggetti a rischio ed al personale dei servizi essenziali delle categorie che verranno vaccinate con priorità. L'annuncio dell'assessore regionale alla salute Emanuela Lanzarin va di pari passo all'avvio dell'organizzazione in tal senso, già partita in Veneto. Ho già detto alla dottoressa Russo di sentire la dottoressa Palumbo e di fornirci gli elenchi anche per avere un numero di quelli che sono insegnanti e personale scolastico oggi presenti in Veneto e che potrebbero essere vaccinati. Nella cosiddetta fase 2 invece saranno vaccinati, indipendentemente dall'età, persone con patologie particolarmente critiche, con un alto rischio di letalità associate al Covid-19. La vaccinazione del personale scolastico intanto partirà dalle cosiddette comunità infantili, per terminare col mondo universitario. Stiamo facendo una valutazione rispetto al piano vaccinale con l'inizio della campagna per gli over 80 e come intersecare questi, e quindi poi appena avremo contezza di come riusciremo a intersecare questi due tipi di vaccinazione vi daremo un ritorno.